Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto il titolo, oggi parleremo se esistono gli UFO, e non sto parlando di extraterrestri, ma sto parlando di UFO, no? Perché il vostro Marietto Veneziano da piccolino ha avuto dei contatti con un capitano degli Alpini di Torino che gli ha spiegato alcune cose. Bene, da come avete visto, prima di iniziare passiamo subito a fare lo solito spot per invitare i nostri amici che ci seguono di iscriversi al canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove lunedì sera teniamo un percorso esoterico alle 20:30. Chiaramente è gratuita l'entrata e se vi scappa anche un super like è benvenuto. Bene cari amici, parliamo un po' di questa cosa qua, perché purtroppo con l'avvento di con l'avvento dei social, la situazione in un certo senso è esplosa. Ci sono cominciati a venire dei predicatori su questi social e hanno cominciato a predicare, e chi ha le canalizzazioni e chi sotto ipnosi li fa uscire e chi li vede tutti i giorni e chi ci mangia a tavola con gli extraterrestri e quant'altro. Purtroppo il vostro Marietto Veneziano invece vi deve cantare un'altra canzone, e purtroppo sono anche stonato, però al di là della mia qualità canora, da piccolino ho fatto la stessa domanda al capitano degli Alpini di Torino, e questo capitano degli Alpini di Torino aveva dei doni molto potenti, era un misterico, e quindi poteva sapere molte cose che la gente non sa. La prima cosa che abbiamo fatto, e mi raccomando, questo è un racconto di fantasia, non credete niente a quello che vi dice vostro Marietto, la prima cosa che noi abbiamo fatto è uscire nel cosmo, nello spazio, e mi ha fatto vedere che i pianeti in astrale parlano con le persone, cioè proprio si può parlare tranquillamente con un pianeta tipo Giove perché sono vivi, solamente che noi non sappiamo come attivarci per poter comunicare con loro. Poi la seconda cosa che mi ha un po' sconvolto è che in questo cosmo ci siamo solo noi. Sì, avete sentito bene, ci siamo solo noi. Allora uno comincerà a pensare, ma cosa sono questi extraterrestri? Beh, allora se voi cominciate a pensare che i medium, cioè quelli parassitati dalle larve astrali, o praticamente queste egregore che attivano parenti morti e insomma fanno delle rappresentazioni di persone che loro chiamano ma che nella realtà sono solamente residui energetici, voi potete capire che molti di quelli che le persone vedono come extraterrestri non sono altre che delle potenti egregore che si trasmutano e fanno in un certo senso pensare che siano abitanti di altri pianeti. In altre parole, cari amici, fuori da questo pianeta, fuori da questa palla di terra e acqua, fuori da questo paradiso terrestre materiale, il vostro Marietto non ha incontrato nessuno. Sebbene si possono fare dei viaggi astrali e andare in altri pianeti, in altri mondi, ma questi mondi sono dentro di noi, sono sempre esistiti e ci saranno sempre. Allora voi incomincerete a dire, ma tutti questi prodotti scientifici che altri dicono che arrivano da altri pianeti e che ci hanno portato gli extraterrestri, beh cari amici, non sono altro che dei gruppi misterici che vanno nel futuro e li portano in questo tempo, in questa dimensione, in questo spazio-tempo. Quindi tutte le cose che dicono, hanno portato qui il fax, hanno portato qui le armi laser, hanno portato qui tutto quello che voi volete da fuori dal cosmo, fuori da questo pianeta, non sono altro che delle persone illuminate o gruppi misterici che sono andati nel futuro e hanno portato qui in questo spazio-tempo queste attrezzature per far evolvere materialmente meglio alcune zone del pianeta, perché vi ripeto, alcune zone del pianeta sono ancora all'età della pietra e ci sono più di 800 milioni di persone che non hanno un gabinetto in casa. Mi ricordo che la domanda che fece al capitano degli Alpini di Torino, se esistevano altre forme di vita oltre al pianeta Terra,
lui mi disse: ma secondo te, se esistessero degli extraterrestri, sono così coglioni da venire a rompere le scatole qui in questo pianeta, visto che è così concio? Chiaramente la risposta è no. Quindi quando voi sentite che arriva star, che canalizzano da altri mondi, da altri pianeti, e magari li vedete anche, vi posso assicurare che sono solamente delle egregore o delle forze misteriche che vogliono in un certo senso depistare. Vi faccio solamente un racconto. Anni fa avevamo un gruppo esoterico e c'era una ragazza che aveva conosciuto un signore di Torino e un giorno sono andati in una piccola foresta dove effettivamente in quel periodo lì c'erano delle, come si dice, degli avvistamenti di questi corpi UFO. E a un certo punto questa ragazza aveva conosciuto questo signore e questo signore era di un gruppo misterico ed era lui che li faceva apparire. Quindi, voglio dire, alcuni gruppi misterici fanno apparire questi UFO, questi oggetti, per, non so per quale scopo, ma sicuramente per depistare un pochettino e attirare un pochettino su di sé, non sulla persona, ma sull'UFO alcuni momenti della società. Non so per quale motivo, ma così è quanto. Quindi, cari amici, quando voi vedete questi giullari di corte che sul web incominciano a pontificare: io ho visto extraterrestri qua e di là, o sono lì o sono persone che praticamente vengono da gruppi misterici e hanno il compito di manifestare certe presenze e le fanno passare come extraterrestri, ma tutto quello che esiste è sempre stato dentro di noi ed è già nostro. Quindi non pensate che esistono invasioni extraterrestri, non pensate che la gente venga parassitata da extraterrestri, ma più che altro sono entità che sono sempre esistite e che si manifestano per deviare un po' il karma e per abbassare le vibrazioni delle persone. Quindi, come vi ho già detto, Marietto, non esistono quinte dimensioni, perché le quinte dimensioni sono sempre state qui e si chiamano mondo a venire. Infatti vi ho già spiegato che i cabalisti vivono in questa dimensione e vivono anche nel mondo a venire, quello che nel cattolicesimo viene chiamato paradiso terrestre. Non verrà giù nessun salvatore a salvarvi e l'unica salvezza è dentro di voi. Vi ricordo anche che l'albero cabalistico non è praticamente la fine, ma è stato l'inizio della Zinzum, cioè praticamente di quando noi ci siamo separati dal creatore, e l'albero cabalistico non è altro che la scala per poter ritornare alla Keter, e cioè in quello che viene definito il mondo a venire o il paradiso terrestre. Bene, cari amici, anche qui ho finito questa piccola pillola, quindi non fatemi impressionare se dicono che vi invadono gli extraterrestri o se gli extraterrestri vengono in spirito dentro di voi. Sono solamente larve, parassiti e vampiri astrali. Infatti, se voi notate, c'è un bravissimo ricercatore di extraterrestri che a un certo punto si sta incominciando a convertire alla Cabala. Per anni e anni e anni ha pontificato ipnosi di tutti i tipi e, come si suol dire, invasioni extraterrestri, e poi alla fine si è reso conto anche lui che tutto sta dentro nella Cabala. Quindi, cari amici, il vostro Marietto ha finito questa piccola pillola che è stata una risposta a una persona che mi ha contattato chiedendomi questa cosa perché era praticamente impaurito da quello che vedeva sul web, no? E quindi vi voglio tranquillizzare: non esistono assolutamente extraterrestri, però esistono entità che sono un po' birbone e birichine e prendono il posto di questi extraterrestri qua. Bene, cari amici, il vostro Marietto veneziano ha finito questa pillola, vi ringrazio, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al bellissimo canale di The Guard, a quello del vostro Marietto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook ed eventualmente anche in quello di Telegram, dove alle 20:30 del lunedì si tengono dei percorsi esoterici. Grazie, cari amici, e alla prossima, ciao!